Lettera di Publio Lentulo, governatore della Giudea, antecessore di Pilato, nella quale si descrivono le fattezze di Gesù Cristo all'imperatore di Roma. Ho inteso, o Cesare, che desideri sapere quanto ora ti narro. Essendo qui un uomo, il quale vive di grandi virtù, chiamato Gesù Cristo, dalla gente è detto profeta, ed i suoi discepoli lo tengono per divino, e dicono che egli è figlio di Dio, creatore del cielo e della terra, e di tutte le cose che in essa si trovano, e son fatte. In verità, o Cesare, ogni giorno si sentono cose meravigliose di questo Cristo. Risuscita morti, e sana gli infermi. Con una sola parola. Uomo di giusta statura. È molto bello di aspetto. Ed ha maestà nel volto. E quelli che lo mirano sono forzati ad amarlo e temerlo. Ha i capelli di color della nocciola ben matura, distesi sino alle orecchie, e dalle orecchie alle spalle, di color della terra, ma più risplendenti. Ha nel mezzo della fronte in testa il crin spartito ad usanza dei Nazareni, il volto senza ruga o macchia, accompagnato da un colore modesto. Le narici e le labbra non possono da alcuno essere riprese con ragione. La barba è spessa, ed a somiglianza dei capelli, non molto lunga, ma spartita nel mezzo. Il suo mirare è assai temibile e grave. Ha gli occhi come i raggi del sole, e nessuno può guardarlo fisso, per lo splendore. E quando ammonisce, si fa amare, ed è allegro con gravità. Dicono che nessuno l'ha veduto mai ridere, ma solo piangere. Ha le mani e le braccia molto belle. Nella conversazione contenta molti, ma si vede di rado. E quando vi si trova, è molto modesto all'aspetto, e nella presenza è il più bell'uomo che si possa immaginare. Tutto simile alla madre, la quale è la più giovane che si sia mai vista in queste parti. Però se la maestà tua, o Cesare, desidera di vederlo, come negli avvisi passati mi scrivesti, fammelo sapere, che non mancherò subito di mandartelo. Di lettere fa stupire la città di Gerusalemme. Egli non ha studiato giammai con alcun, eppure sa tutte le scienze. Cammina scalzo, senza cosa alcuna sulla testa. Molti ne ridono nel vederlo, ma in presenza sua, nel parlare con lui tremano e stupiscono. Dicono che un tal uomo non è stato mai veduto, né inteso da queste parti. In verità, secondo quello che mi dicono gli ebrei, non si è sentito mai di tali consigli, di così grande dottrina, come insegna questo Cristo. E molti dei giudei lo tengono per divino, e lo credono. E molti altri me lo querelano, con dire che è contro la maestà tua, o Cesare. Si dice di non aver mai fatto dispiacere ad alcuna persona. Ma sì bene tutti quelli che lo conoscono, che l'hanno provato, dicono di aver ricevuto benefizi e sanità. Però alla maestà tua, o Cesare, alla tua obbedienza sono prontissimo, quanto mi comandi sarà eseguito. Addio. Da Gerusalemme indizione settima. Luna undicesima. Della maestà tua. Fedelissimo ed obbedientissimo.